Respirate a pieni polmoni, l'aria è molto chiodata. Chiodata? Vorrei dire iodata. E io che cosa ho detto? Sediamoci sulla riva del mare. Guardate quante barche ci sono. Buongiorno, signore. Che cosa sta pescando? Sono un pescatore e mi piace pescare. Pesco i pesci del nostro mare. Sto pescando un pesce che chiamiamo latterino, che per i nostri vecchi invece è il pesce poverino. Una volta pescato è un pesce sano e prelibato. Contiene vitamine, iodio, omega 3 e sali minerali, che sono sostanze fondamentali. Altra cosa importante, contiene antiossidante. Ma dove vive questo pesce? Questo pesce si può trovare nel fiume, ma anche nel mare. L'aria e il cibo del nostro mare rendono la vita salutare. È una bellissima giornata. I mini cuccioli fanno un picnic nella natura incantata. Alla fine scoprono di aver avanzato torsoli, semini, ossi di pesca e arancini. Che cosa posso fare con gli avanzi da buttare? Un'idea mi viene in mente. Perché non fare un po' d'arte divertente? Sono tutti entusiasti da saltare come ginnasti. Hai ragione, senza nome. Facciamo un arcimboldo e chiamiamolo Leopoldo. Con i miei amici insieme in allegria mi metto a lavorare con molta fantasia. Con i resti di frutta e di verdura ho creato un arcimboldo su misura. I nostri disegni sono molto colorati. Non ci sono solo prati, ma c'è una grossa varietà di frutta e verdura in quantità. Ma dove sta andando Diva tra ponti, calli e case colorate? Dove vanno sui canali buragozzi con le vele spiegate? Quanti tipi di pesce! Diva non sa dove guardare! La pescheria è piena di pesci da acquistare. Con tutta questa varietà, chissà che cosa acquisterà. Guardati attorno e compone uno diverso al giorno. Ottima idea! Così farò e molti gusti scoprirò! Nel mio negozio c'è molta varietà e nella dieta di Diva niente mancherà. Senza nome tutti noi abbiamo imparato che non va mai dimenticato che per una vita salutare un po' di tutto bisogna mangiare. Con la canoa faccio un giro nel fiume blu. Perché non vieni anche tu? Vado un po' di fretta. Preferisco andare con la mia bicicletta. Sto arrivando con la mia barchetta. Piano piano, senza fretta. Quanti sport si possono praticare e quanta ginnastica si può fare. La nostra salute andrà migliorando correndo, saltando o anche solo camminando. Questo posto è davvero bello. Lo dico facendo il saltello. Ci sono le montagne, il mare. Opere d'arte da ammirare. È impossibile stancarsi di scoprire le bellezze che ci sono e quelle in divenire. Grazie alle 5A. Un'altra A non può mancare. La sesta A bisogna inventare. La A di amicizia, eccola qua. Noi ce l'abbiamo nel DNA. Pio, giocando a calcio, subisce un brutto fallo da parte della volpe Gino. Dovrà stare fermo per molti mesi. I suoi compagni lo aiutano. Sei il nostro campione! Devi fare terapia per tornare a giocare. Ogni giorno la mamma gli prepara cibi con vitamine, proteine, sali minerali e tutto il necessario per far ritornare le ossa ancora più forti. Alla mattina latte fresco con cereali, fette biscottate con marmellata per avere l'energia per gli esercizi. Grazie a queste buone abitudini, Pio si sente sempre più in forma. Senza nome, vorrei che tu mi accompagnassi in tribuna a tifare per i miei amici. Pio chiede di incontrare Gino. Volevo dirti che non sono arrabbiato con te. Grazie a te ho capito come bisogna giocare per essere dei campioni. Scusami, da oggi rispetterò le regole del gioco. Pio è il miglior giocatore ed è il nostro amico. Pio si riprese e tornò a giocare l'ultima partita. La sua squadra vinse il campionato. Lo sport è uno strumento di pace e deve tirare fuori il meglio di te.
Certo, senza nome. Andiamo a San Vittore, ma poi dobbiamo raggiungere la fattoria. Fermiamoci a fare merenda. Queste albicocche non sanno di niente. Anche la mia uva. Entriamo nel monastero a vedere l'affresco. Gamberi di fiume, castagne e fichi sulla tavola dell'ultima cena. Ho capito! Questo affresco ci dice che è meglio mangiare cibi dei nostri luoghi. Ora andiamo alla fattoria. Benvenuti alla fattoria! Diva, raccogli quel pezzo di plastica. Rimarrà lì per tanti anni prima di consumarsi. Sì, nella fattoria ci sono gli asini, le mucche e anche un laghetto con i pesci. Andiamo a portare il fieno ai nostri amici animali. Perché hai spento il motore? Quando ci si ferma, si spegne il motore perché i gas di scarico inquinano l'aria. Che strani pesci! Ma chi ha fatto lo scherzo di buttare le immondizie nel laghetto? Ci penso io a recuperare le immondizie. Bravo, Pio! Ora andiamo a riscaldarci al fuoco. Non avvicinatevi troppo, è pericoloso. Si è fatto tardi, è ora di tornare a casa. Però prima spegniamo il fuoco. Con il fuoco non si scherza. Avete imparato che per mantenere bella la natura bisogna rispettare i suoi elementi: terra, acqua, aria e fuoco, e mangiare cibi del posto.